ragazze sfileranno questa sera su questa passerella in questa selezione regionale di Miss Mondo. Tanti abiti, tanti costumi le vedremo davvero in tutti i modi e solo una realizzerà il sogno di diventare la più bella del mondo. Baila. 3 del mattino, fuori de capo, ancora in giro, come se balla, trucco sbavato, veda se balla, mambo salentino. L'autostrada del sole mi riporta da te, quanta fretta che c'ho, il mio quinto caffè. Quando torno non voglio un minuto di stress, penso solo a star bene, tu sei peggio di me. Sinci fuori de capo, come un'estate in Salento, trovarsi dentro una dancehall, tornare indietro nel tempo, peggia mia. Dimmi cosa succede se tra un secondo scappiamo via senza guardare più indietro e la tua bocca diventa la mia. Quando cammino per strada sento l'estate che c'è nell'aria, le nostre ombre sopra la sabbia e almeno fino al mattino mambo salentino. E quello che vediamo stasera può sembrare solo un concorso, ma dietro a questo concorso, che non è solo un concorso nazionale perché va ben oltre i confini nazionali, c'è tantissima organizzazione. Noi abbiamo seguito qualcosa dietro le quinte nel backstage con Elisa dell'agenzia Make4You. E allora Elisa, raccontaci cosa vuol dire seguire Miss Mondo. Ciao Alice, allora Miss Mondo è un concorso nazionale, come hai detto tu, mondiale. Noi ci occupiamo delle selezioni in Friuli Venezia Giulia, l'agenzia Make4You è esclusivista per il Friuli Venezia Giulia, quindi reclutiamo le ragazze della regione, facciamo un sacco di selezioni in tutta la regione per selezionare poi alla fine le 7 più belle, così si spera, e talentuose ragazze che rappresenteranno il Friuli Venezia Giulia in finale nazionale. Fabio, che con i suoi abiti ovviamente le renderà splendide. Fabio, ma quindi quante uscite ci sono? Ci sono 20 uscite, e tutte abbinate con i colori e anche con i cappotti e i giubbotti. Quindi usciranno sia con uno stile invernale che con uno stile estivo? Ma adesso diciamo che c'è un periodo che ormai l'inverno arriva molto tardi e quindi cominciamo con abiti un po' più leggeri e poi andremo con i vestiti un po' più pesanti. 20 ragazze questa sera, noi ora siamo con la numero 16, come ti chiami? Buonasera a tutti, io sono Tania. Tania, quanti anni hai? Sei una modella? Cosa fai nella vita? Raccontaci un po' di te. Ho 24 anni, vengo da Spilimbergo. Nella vita sono una studentessa universitaria e insegnante di ginnastica ritmica nella mia società. Quindi questa sera ti esibirai perché abbiamo scoperto che c'è anche la fascia di Miss Mondo Talent oppure sfile e basta? Purtroppo no, perché ho un problema alla caviglia. Quindi sfili e basta, ma sicuramente sfilerai alla perfezione. La prima volta che sfili, è la prima volta che partecipi a un concorso oppure hai già una certa esperienza? Ho una certa esperienza, ho partecipato anche a concorsi come Miss Italia e Miss Mondo non è il primo anno che partecipo. Com'è andata Miss Italia? Bene, la mia avventura Miss Italia è terminata alla finale regionale, però ci ritento l'anno prossimo. Beh, però c'è Miss Mondo, quindi questa sera è un'altra chance, un'altra storia, magari andrà bene. Senti, cosa ti aspetti da Miss Mondo? Miss Mondo è comunque una grandissima opportunità di crescita in tutti i sensi, sia televisiva che personale, quindi io spero solo di divertirmi prima di tutto. Non sarà perfetto, ma è così bello stare qui a ballare abbracciata con te. Dalla 16 passiamo alla 6, come ti chiami? Martina. Martina, allora raccontaci anche tu un po' di te, cosa fai, se studi, se lavori e che cos'è Miss Mondo per te. Allora, io studio a Milano, ho 19 anni, mi piace molto la moda e penso di diventare una stilista di costume da bagno. Per me Miss Mondo è, diciamo, un'opportunità per divertirsi e distrarsi soprattutto. Quindi tu vuoi rimanere comunque nel mondo della moda, che sia da modella o da stilista. E allora ti faccio una domanda, approfitto, visto che stasera indosserete diversi abiti, come trovi questi abiti con l'occhio della stilista? Vedo che lo stilista ha studiato molto delle stampe di fantasia e particolari soprattutto, quindi direi che a fine stagione è un'ottima idea. Senti, ma sei emozionata un po'? Un po' sì, dai, è normale penso, no? Numero 17, abbiamo con noi Daniela che tra l'altro è già pronta, vestita in abito, un bellissimo turchese. Allora, raccontami un po' come si compone una serata di Miss Mondo, quali sono le uscite, che abiti indosserete?
indossiamo un abito elegante, poi tutte insieme sfiliamo con l'abito elegante, dopodiché una ad una e poi la stessa cosa con il costume da bagno e poi con degli abiti di un negozio che ci fa da sponsor. Cosa ti aspetti da questa serata? Di vincere? Quindi vuoi rimanere nel mondo della moda? Sì, diciamo di sì, o se non va di entrare nel campo della psicologia. Ecco, quindi abbiamo capito che sono tutte ragazze che non solo sono belle, ma sono ragazze che studiano ed è fondamentale al giorno d'oggi saper abbinare bellezza ma anche altre qualità. Assolutamente sì, bella dentro e fuori. Eccoci qua con la numero 8 con Gaia che poco fa mi ha dato del lei. Le ho detto ma non sono così vecchia, però immagino che tu sia giovanissima. Quanti anni hai? Ho 20 anni. Hai 20 anni, allora 20 anni insomma per fare la modella voglio dire sei già in un'età giusta, quindi immagino tu avrai già fatto alcune sfilate. Solo una a Trieste, perché io sono di Trieste e ho fatto solo un'esperienza ho avuto. Quindi sei emozionata? Abbastanza, sì. Cosa significa fare Miss Mondo? Oddio, è un'opportunità penso enorme, come ho scelto io, hanno scelto anche altre ragazze proprio perché penso si rendano conto dell'importanza che abbia questo evento, è un lancio. Ecco appunto, secondo te un evento come Miss Mondo dove può portarti? Quali sbocchi può darti? Beh, tanti sul campo della moda, ma io penso anche in TV, se sei molto, cioè se riesci a rompere lo schermo. Penso anche tanto in TV, magari come Valletta, che ne so, così. Però. Ti piacerebbe? Oh sì. Quindi, se non dovessi fare Miss Mondo, se non dovessi portare a termine l'avventura nel campo della moda, hai un piano B? Sì, io nuoto a livello agonistico, alto, e studio per diventare maestra alle elementari. Quindi mi piacerebbe uno di questi due. Questo è il mio piano A, diciamo. Dopo questo l'ho scelto come divertimento e magari se Beh, non si sa mai, allora in bocca al lupo. Crepi. Grazie. Allora ragazzi, voi siete qui a vedere la sfilata, che cosa vi aspettate? Niente, di vedere belle ragazze e sfruttare un po' il sabato sera in tranquillità. Tipo, com'è la tua ragazza tipo appunto? Sinceramente non lo so. Non lo sai? La tua, chi vorresti che vincesse? Dai, una Miss Mondo tipo. Qual è la Miss Mondo tipo per te? Mora, bionda, magra, formosa? Bionda e occhi azzurri. Mora. Dicevi sempre vattene via che non mi importa più di te. Daniela, numero 11, un'altra concorrente di questa sera. Daniela, sei emozionata? Un pochino, sì, il giusto, dai. Allora, quanti anni hai? Che cosa fai nella vita? Raccontaci un po' di te. Allora, io ho 17 anni, vengo da Portogruaro, frequento il liceo classico 25 aprile e come hobby invece faccio l'animatrice nella parrocchia del mio paese. È la prima volta che sfili? No, ho partecipato a altri concorsi di bellezza e domani ho una sfilata con degli atelier. Ma come nasce la passione per voi ragazze di iniziare a sfilare, di iniziare a fare questi eventi? C'è qualcuno che ti ha spinto o è nato tutto da te? Allora, a me da piccola piaceva sfilare, sfilavo con i tacchi di mia madre, quindi sì. E mia madre mi ha spinto molto per iniziare anche presto, perché io non ho ancora compiuto i 18 anni, quindi di non perdere l'opportunità, insomma. Quindi la tua famiglia ti accompagna in tutto questo percorso? Sì, sì, sempre, infatti sono anche qui presenti che assistono all'evento. Quindi ti faranno tantissimo, avrai il tuo fan club qui, ma tu hai già dato un'occhiata alle altre ragazze, come ti sembra la sfida questa sera? Secondo me è una sfida alla pari, con alcune ho già sfilato, però la competizione a me non tocca tanto, l'importante è divertirsi, partecipare, è un'opportunità anche per farsi vedere e perché no, forse diventare un volto di qualche atelier o continuare questa strada. Casa mia mi sembra bella, dici non fa per te, però vieni nel quartiere. Numero 4, siamo con Alessia. Allora Alessia, come tutte le altre ragazze ti chiedo di raccontarci qualcosa di te, che cosa fai nella vita e perché sei qui questa sera. Allora, io ho 18 anni, faccio la studentessa e stasera sono qui non per vincere, ma per una mia esperienza personale. Quindi è la prima volta che sfilo e hai già fatto qualche concorso? Prima. E com'è sfilare per la prima volta, partecipare a un concorso per la prima volta? Che emozioni stai provando? Tanta ansia, però allo stesso tempo energia e carica. Quindi cosa significherebbe per te vincere questa sera? Soddisfazione personale. Se vincessi potrebbe essere l'inizio di un percorso nel mondo della moda oppure no? Penso di sì. Anche se perdessi?
Pure, sì. Bene, quindi chi ben inizia è già a metà dell'opera. E senti, ti chiedo un'altra cosa, visto che sei estranea, diciamo, al mondo della moda, secondo te, con un occhio oggettivo, un occhio clinico, quali sono le caratteristiche che deve avere Miss Mondo? Sorriso? Solo sorriso? Sì. Secondo me sì. E basta per rendere una ragazza bella, una ragazza Miss, un bel sorriso che spacchi lo schermo? Oltre al carattere. Sulla maglietta c'è scritto stasera faccio la brava. Numero 13 di questa serata, come ti chiami? Viola. Viola, è la prima volta che fai un concorso di bellezza? Immagino di no. No. Quante ne hai? Raccontami un po' che cosa hai fatto. Ok, allora, ho 17 anni, vengo da Paolaro, su in alta montagna, e frequento il liceo scientifico e faccio le sfilate per passione. Quindi hai iniziato per pura passione, però ovviamente vorresti entrare nel mondo della moda. Cosa vorresti fare da grande? Sì, mi piacerebbe entrare nel mondo della moda, ma il mio obiettivo più grande è diventare medico. Quindi aspetti per andare a studiare, a fare medicina all'università? Esattamente, sì. E magari poi specializzarmi in pediatria. Quindi belle e intelligenti questa sera. Come sono le altre ragazze? Cosa ti aspetti? Una sfida impegnativa? Sono molto belle. Boh, vabbè, ma l'importante è divertirsi, ecco. Ma cosa significa partecipare a Miss Mondo? A Miss Mondo significa partecipare a un grande sogno sperando sia raggiungibile. Luca, cosa vuol dire organizzare Miss Mondo? Organizzare Miss Mondo vuol dire impegno, vuol dire tempo dedicato alla costruzione della serata, dall'organizzazione, dalla costruzione della location in particolare, la cura, cioè comunque cerchiamo la cura nel dettaglio anche in quello che consiste la serata in generale, partendo dall'aperitivo dove abbiamo comunque una cantina che madrina tra virgolette della serata, dall'aperitivo alla cena interna nel ristorante e poi passando al dopo cena per la sfilata e comunque un DJ set nel finale. Abbiamo Cantine Truant, una cantina nel San Danielese, abbiamo la concessionaria auto Sina di Sacile, abbiamo ovviamente il ristorante For Kids che ci supporta ormai da maggio con le serate nei venerdì notte e anche in queste occasioni particolari. E abbiamo Shine Parrucchiere, abbiamo più parrucchieri, abbiamo estetiste, abbiamo un negozio di abbigliamento qua con noi e le nostre ditte affiliate. Numero 10, Eleonora. Ele, allora raccontaci un po' di te, che cosa fai nella vita e come mai hai deciso di partecipare. Mi chiamo Eleonora Quarin, ho 17 anni e vengo da Fontana Fredda. Ho deciso di partecipare perché mi piace mettermi in gioco e comunque provo appunto questa esperienza. 3 aggettivi che ti definiscano? Timida, solare e dolce. Cosa vorresti fare nella vita? Nella vita mi piace viaggiare, quindi spero comunque di poter avere la possibilità di viaggiare. E comunque mi piacerebbe visitare le zone della Spagna soprattutto. E vincere Miss Mondo cosa vorrebbe dire? Tanto, tanto, tanto veramente. Perché? Perché comunque è una bella esperienza e mi darebbe tanta soddisfazione. Roxana, numero 19. Senti, ma con questo nome sei italiana, da dove vieni? Sono italianissima, vengo da Pordenone e appunto tutti mi chiedono perché questo nome, semplicemente perché è piaciuto particolare. Allora, prima serata di sfilata oppure no? Sei già esperta? Sì, diciamo che alle spalle ho una ventina di sfilate, quindi mi sento abbastanza sicura di me e speriamo di farcela anche questa volta. Sfilate o concorsi? Sfilate e concorsi. Beh, raccontaci cosa hai fatto. Allora, l'ultima esperienza è stata quella di Miss Italia, nel quale mi ha lasciato davvero nel cuore tante belle emozioni e spero di riviverle anche in questo concorso, ma sicuramente sarà così. E cosa significa Miss Mondo per te? Un'altra nuova opportunità e un'altra voglia di occasione di divertirmi, di incontrare gente nuova e provare nuove emozioni. Ma senti, ti chiedo, alla fine di Miss Mondo o alla fine di un altro concorso, quali sono le aspettative di una ragazza che partecipa? Che cosa speri di fare e che strade speri che ti apra? Ovviamente si spera sempre di arrivare a un punto tale che ti porti comunque a aprire le porte nel mondo della moda, se piace appunto sfilare in passerella, altrimenti anche nel mondo del cinema. Che da quando sei tornato mangi solo granita. Numero 7.
te, come ti chiami, chi sei, raccontaci un po' di te. Salve, buonasera, sono Denise De Paciani, sono di Fontana Fredda, ho 18 anni. Nella vita sono una studentessa, studio all'ultimo anno di liceo scientifico qua al Pordenone e nella vita il mio hobby è la danza sportiva, standard, danze latinoamericane e tango argentino. Alleno anche nella ginnastica ritmica delle bambine, appunto nel preagonismo, e nella vita in un prossimo futuro vorrei diventare un'ostetrica, però nel contempo comunque continuare la mia carriera di ballerina, insegnare e girare il mondo. Senti, ma tu sei una delle ragazze che stasera ci farà vedere qualcosa, perché io so che c'è anche una fascia di Miss Mondo Talent. Sì, sono contenta di questa possibilità e appena mi hanno detto l'ho colta al volo e mi esibirò con un pezzo prima di valzer inglese e poi un misto di samba e cha-cha. Cosa significherebbe vincere stasera per te? È una bella emozione. Già essere qua è bello, è veramente entusiasmante. Da me cerco un altro te. Teresa con il numero 3. Numero 3 è il numero perfetto, lo sai? Sì, lo so. Quindi dovrebbe portare fortuna stasera. Che cosa ti aspetti dalla serata, Teresa? Innanzitutto spero che sia una serata bellissima, il posto è veramente molto bello e farò anche un'esibizione di talent, di ginnastica ritmica. Anche tu ti esibisci, allora raccontaci un po', svelaci che cosa farai questa sera, perché so che sarà un'esibizione a sorpresa, però almeno qualche indizio ce lo puoi dare. Farò un'esibizione a corpo libero, ma anche con il nastro, che è un attrezzo proprio della ginnastica ritmica. 3 aggettivi per definirti? Simpatica, dolce e solare. Bene, allora vedremo tutte queste caratteristiche stasera in passerella e non solo, a quanto pare, perché ballerà anche per noi. Dimmi dove e quando. Numero 12, Anna. Anna, raccontaci di te, chi sei e cosa fai. Mi chiamo Anna, nella mia vita, nei miei hobby principalmente pratico sci nordico a livello agonistico, quindi comunque nella mia vita spero di spiccare in questo ambito. Quindi sei una sportiva. Sfili nelle piste da sci e sfili anche nelle passerelle, come mai anche questa passione? Ma questa è la mia prima sfilata, giusto per provare, avevo questa voglia di provare a sfilare anche qui. Quindi è la prima volta, sarai emozionatissima, che cosa stai provando in questo momento? Tanta ansia, sono molto emozionata anche perché le altre ragazze sono veramente bellissime, quindi non so. La prima volta serve per spaccare il ghiaccio, per rompere il ghiaccio, tu col ghiaccio ci sei abituata, quindi andrà benissimo. Sì, infatti, speriamo in bene che mi porti fortuna. Avete visto, sono davvero tantissime, 20 ragazze, noi abbiamo raggruppato altre 4 ragazze per voi, quindi vi chiediamo brevemente il vostro nome, di raccontarci chi siete e cosa fate nella vita. Mi chiamo Jacqueline, ho 17 anni e sono studentessa all'Istituto Marchesini, è un turistico. Cosa ti piace fare nella vita, cosa vorresti diventare? Vorrei viaggiare il mondo e vedere un po' all'estero tutto quello che c'è. Mi chiamo Elisa, ho 20 anni, vivo a Cintocao Maggiore e studio psicologia a Trieste. Cosa vorresti fare da grande? Che cosa significa Miss Mondo per te? Il mio sogno è quello di diventare una psicoterapeuta e Miss Mondo è una nuova opportunità che ho voluto provare. Ehi, Yomi! Mi chiamo Pamela e ho 17 anni, abito a Sacile e studio al Marchesini e mi piacerebbe studiare per giurisprudenza. Miss Mondo perché? Perché sfilare? Perché è una nuova opportunità, conoscere il mondo, viaggiare e fare nuove esperienze. Ma perché tutte voi ragazze mi dite, quando vi chiedo Miss Mondo, perché vorrei viaggiare e conoscere il mondo? Perché secondo me Miss Mondo può dare tantissime opportunità e conoscere tanti bei posti, sfilando in altri posti diversi. Buonasera a tutti, mi chiamo Caterina, ho 19 anni e ho appena sostenuto il test per medicina, infatti spero di diventare un neurochirurgo. E com'è andato questo test? Bene, adesso sto aspettando il 1° di ottobre che escano le graduatorie, comunque sì, penso bene. Quindi, come dicevamo prima, sono tutte bellissime ma sono anche intelligentissime. Allora, oltre all'intelligenza, che ormai non può mancare in una ragazza che si deve interfacciare con il mondo, qual è la caratteristica che Miss Mondo deve avere secondo voi?
Allora, Miss Mondo sicuramente deve essere una ragazza capace di mostrarsi umile nei confronti delle persone e allo stesso tempo mostrare eleganza e essere pronta a compiere nuove esperienze. Altre 4 ragazze, le ultime che intervisteremo questa sera prima di vederle sulla passerella, e allora chiedo anche a voi come vi chiamate e che cosa fate nella vita. Allora, io mi chiamo Giada e sono una studentessa e mi piace recitare e nel tempo libero vado in palestra. Perché Miss Mondo? Perché penso mi possa dare molte opportunità e anche perché riguarda anche Miss Mondo Talent, dove appunto c'è anche la recitazione. Quindi ti esibisci questa sera? Sei una delle ragazze che si esibiranno? Sì, questa sera sì, infatti sono molto emozionata. Beh, un piccolo indizio su cosa farai ce lo dai oppure vuoi mantenere tutto segreto? Sì, farò un monologo sul bullismo. Il mondo finirà, non ti dare proprio. Ciao, io mi chiamo Elisa, nella vita sono una studentessa e pratico la pallavolo. Cosa studi? Sociosanitario. E cosa vuoi fare da grande? La maestra d'asilo e la modella. Quindi Miss Mondo ci casca a pennello. Miss Mondo cos'è per te? Un'opportunità, una chance per diventare modella? Sì, è soprattutto una chance per diventare modella, sì. Ciao, sono Elissa, sono una studentessa e nel tempo libero mi piace disegnare, leggere e dedicarmi alla moda. Quindi per questo Miss Mondo o per te ci sono altri motivi dietro? Ci sono altri motivi perché da quando ero piccola mi è sempre piaciuto sfilare nella passerella, quindi diciamo che è anche un'opportunità. Quindi non è la prima volta che sfili? No, ci sono state anche altre volte. Sempre Miss Mondo e hai fatto anche altri concorsi? Anche altri concorsi. Buonasera, sono Aurora di Rivignano, 16 anni e sto studiando attualmente all'Istituto Tecnico Zanon e Amministrazioni, Finanze e Marketing. E ho scelto di partecipare al concorso Miss Mondo perché comunque mi è sempre interessato il mondo della moda, dello spettacolo e quindi per me questa è una grande opportunità, appunto. Sei la più giovane? Tra le più giovani in realtà c'è Elissa, sì, che ha 15 anni, quindi è una più piccola, però sì, comunque tra le più giovani. Vincitrice di questa sera al Bellissimo, quindi dritta in finale regionale. Le telecamere sono pronte, le foto pure, per incoronare Denise. Credici anche tu. Chi ha vinto allora questa tappa? La numero 7, Denise. Denise, sei emozionata? Direi proprio di sì, non me l'aspettavo, diciamo. Quindi non te l'aspettavi, è stato completamente inaspettato? Sì, più che altro perché erano con me, gareggiavano altre belle ragazze, ho puntato sul talent, ho improvvisato ma è andata molto meglio per un'altra via, diciamo. E quindi adesso si va diretti alla finale regionale, che cosa ti aspetti? Sicuramente di vincere, come ho fatto stasera, però dato che è la prima volta che provo questo concorso spero di provare nuove esperienze, fare nuove esperienze e provare nuove emozioni. E da questa tappa di Miss Mondo direi che è tutto. So che ce la fai.